Stava percorrendo l'argine che costeggia la strada principale che dal centro di Sant'Andrea di Barbarana, dove viveva, porta alla farmacia a bordo della sua carrozzina elettrica, quando probabilmente colto da un malore ha perso il controllo ed è caduto sulla strada. Ha perso la vita così Cesare Trevisan, 73 anni, Cesarino, come era conosciuto in paese. Un'altezza elevata, un impatto troppo forte per l'anziano morto sul colpo. Tempestivo l'arrivo dell'ambulanza e dell'elisoccorso, ma per Cesare Trevisan non c'è stato nulla da fare. Ancora scossi, alcuni passanti residenti di Fagarè della Battaglia e di San Biagio, che si sono fermati lungo la strada poco dopo l'incidente. Con sto caldo qua, lui è senz'altro che non un malore, perché per solito lui cammina, insomma, si arrangia. L'ho visto qua per terra e l'ho conosciuto subito, che era un amico di famiglia. E basta, come che è successo le robe non lo so, come che è successo. Il signore è conosciuto nella zona, mi diceva? Sì, l'ho conosciuto la zona qua bene e tutto quanto, perché suo fratello è in Svizzera, che ogni tanto suo fratello viene sempre qua giù. Un signore riservato, non aveva famiglia ma abitava con il fratello quando questo tornava qualche giorno da Zurigo, dove abita. Da poco erano tornati in Svizzera i nipoti, venuti qualche giorno nel Trevigiano.